Mi fa piacere che Calenda si sia accorto dell'aumento del costo del gas. Peccato che continui da molti mesi. Noi sono 6 mesi che con il presidente Giuseppe Conte chiediamo al governo che si attivi per promuovere a Bruxelles un tetto al prezzo del gas. Pensate che addirittura, come ha dichiarato il nostro ministro Patuanelli, abbiamo portato la questione in Consiglio dei Ministri. Sapete qual è stata la decisione del governo? È stato quello di accantonare il problema aumento tetto del gas. Ora, chiaramente la situazione è drammatica, occorre intervenire e trovare delle risorse fresche immediatamente per dare sollievo alle famiglie e soprattutto alle piccole e medie imprese. Come fare? Dove Ass- trovare queste risorse? Noi abbiamo fatto due proposte. La prima è riscuotere, incassare e ridistribuire immediatamente i 9 miliardi di extra gettito e dall'altra integrare il Recovery Fund. Noi l'abbiamo chiamato Energy Recovery Fund. Quando l'avevamo proposto, quello precedente, sembrava impossibile come obiettivo da raggiungere. L'abbiamo raggiunto, l'abbiamo ottenuto. È ora che l'attuale governo e soprattutto il prossimo che andrà a insediarsi si attivi per perseguire lo stesso risultato. Quel governo che si insedierà credo che debba fare un intervento immediato, come quando è stato fatto un intervento sulla questione della pandemia, e anche qui bisogna intervenire in maniera solida e concreta con dei soldi, altrimenti le aziende sono già in difficoltà. Metteremo le aziende in condizione addirittura di non aprire dopo le ferie, metteremo le aziende in condizione di non poter fare i propri prodotti. Uno Stato serio, uno Stato che vuole davvero aiutare le proprie imprese, i propri cittadini, deve intervenire immediatamente in solido. Credo che quello che ha detto Calenda sia solo per fare una campagna elettorale, oltre, perché uno non può, credo che un politico serio o uno che voglia amministrare questo paese in maniera seria, credo che quello che ha detto sia, perché sappiamo tutti che è follia quello che sta dicendo Calenda, su quello di sospendere la campagna elettorale. Questa fiammata del gas chiaramente è dovuta alle sanzioni che abbiamo fatto alla Russia. Sono completamente in disaccordo a fare sanzioni alla Russia proprio per questi motivi qua. Secondo me chi pagherà il prezzo più alto saremo proprio noi cittadini italiani. E secondo me poi il gas noi ce l'abbiamo anche in Adriatico, sarebbe il caso di riaprire i pozzi nell'Adriatico che adesso stanno sfruttando invece i croati. Abbiamo dei pozzi molto sicuri e molto nuovi, credo la Croazia li stia sfruttando e non c'è stato nessun disastro ambientale.